Oggi il Liceo Classico Empedocle presso l'Auditorium Megallo incontra l'autore Pietro Dolfres, Il lavoro del lettore, un evento sicuramente molto partecipato con la partecipazione degli alunni che stanno ponendo diverse domande all'autore. Sì, assolutamente, oggi è un argomento veramente affascinante perché si parla della lettura, affascinante per tutti ma ancora di più per un liceo classico. Leggere, ci dice l'autore Piero Dorfles, ti cambia la vita perché ti consente di riflettere su te stesso ma anche sugli altri, di leggere la realtà per quella che è e di donarti ogni giorno una vita diversa. Per l'autore è importantissimo sottolineare che bisogna portare i ragazzi in libreria, cercare di far conoscere loro questi luoghi, questi templi del sapere, perché in questo modo si orientano e possono anche coltivare, iniziare fin da piccoli ad amare la lettura, che non deve essere mai imposta ma proposta. Un altro suggerimento che l'autore ci ha dato è che i libri non danno la felicità ma la conoscenza, e la conoscenza è sempre complicata, non bisogna mai semplificare quello che la conoscenza ci porta ad essere e a vedere di noi stessi e della vita, ma per ciò stesso ci rende degli adulti più consapevoli, più formati, più colti e anche più capaci di vivere meglio. Un altro suggerimento è stato quello di non boicottare le letture dei giovani anche quando questi scelgano libri cosiddetti spazzatura, perché comunque partendo da questi libri si può arrivare poi ai grandi classici e comunque la lettura ci consente di gettare un amo al quale prendere i nostri studenti, i nostri figli e consentire loro appunto di farli appassionare in quello che è il mestiere, ci dice l'autore, più bello del mondo, cioè il mestiere del lettore. Alle volte è difficile, in cui se non è scoccata la scintilla non si ama il libro, ma quando per caso si incontra il libro giusto e qualcuno ti aiuta a dire che lì dentro c'è qualcosa che ti riguarda, che può interessarti, quello secondo me è il momento in cui la scintilla può scoccare, e io penso che chiunque riesca ad aiutare gli altri a trovare quel momento ha fatto qualcosa di buono.